Ripartiamo dalla voce, il podcast della Federazione Italiana Teatro Amatori. La magia delle voci. Dal libro di Laura Primon Mi concede questo ballo? La falena. Era finita. Se n'era andato sbattendo la porta. Lei era rimasta immobile sul tappeto del salotto, sforzandosi di respirare piano piano, per non sentire troppo dolore. E doleva dappertutto. Come al solito lui c'era andato giù pesante. Colpiva la cieca come in preda a un'ossessione. Ecco, ossessione. Ancora una volta cercava di scusarlo, di giustificare le sue aggressioni. Il suo passato, il padre ubriacone che picchiava la madre, il collegio, la strada, il lavoro mai trovato, il gioco. E poi lei. Lei con la sua dolcezza, il suo essere accogliente. Mai giudicare, mai recriminare, mai ribellarsi. Mai. Ma ora era finita. Chissà dove aveva trovato il coraggio di allontanarlo, scacciarlo, mandarlo via. Per sempre. Respirava piano, anche se il cuore andava a 1000, per non sentire troppo dolore, per non lasciar passare quel pianto trattenuto che le serrava lo stomaco. Se avesse iniziato a piangere, non avrebbe smesso più. Ma intanto, a dispetto di tutto questo, continuava a respirare, come se il suo corpo non sapesse fare altro, se non stare aggrappato quel su e giù del torace come un naufrago. E fu allora che lo sentì per la prima volta, come uno strano sfarfallio, una falena impazzita. Tra un respiro e l'altro faceva delle piccole pause per catturare quel battito d'ali in fondo al suo ventre. In quell'oceano di dolore che minacciava di travolgerla, quella farfalla imprigionata spiccava il suo volo. Quell'essere che l'abitava da ormai più di 4 mesi e che era stato la causa di quell'ultimo definitivo litigio, chiedeva permesso. E lo faceva in punta di piedi, conscio che forse non era il momento opportuno per una visita. Ospite educato, bussava piano, ma deciso a farsi sentire. Si girò sul fianco e lo sfarfallio cessò. Stette così per un tempo indefinito. Forse gliel'aveva fatto capire che non era il momento giusto per importunarla. Lei non l'aveva voluto in casa sua. Era lui che ci si era intrufolato chissà come, per sbadattaggine, per incuria, per destino. Chissà. Ed era rimasto, tenace come la gramigna. Quando se n'era accorta, aveva provato a stanarlo, sottoponendosi a fatiche disumane. Aveva provato persino ad affamarlo. Anche lui aveva provato a scacciare quell'intruso, con i suoi metodi naturalmente, picchiandola più del solito con pugni e calci. Ma l'ospite non se n'era andato, abbarbicandosi tenace come un'ostrica al suo ventre inospitale. Silenzioso e inesorabile, l'aveva assediata per più di 4 mesi. E ora sfarfallava vittorioso. Forse c'era ancora tempo per cacciare l'intruso, poi sarebbe diventato troppo tardi, sarebbe cresciuto a dismisura, divorando il suo corpo, si sarebbe fatto largo tra i suoi visceri, si sarebbe nutrito di lei come un parassita vorace. Il fianco cominciava a dolerle, perciò con 1000 attenzioni, per non risvegliare il dolore forte, si riportò sulla schiena. Raccolse lentamente le gambe e cominciò a respirare in modo ritmico, con la pancia, come faceva da bambina quando aveva paura. E di nuovo lo sfarfallio la colse di sorpresa, così leggero da sembrare irreale, ma esigente, come i suoni sottili che richiedono attenzione. Un piccolo battito e subito lei era tutta lì, come una platea rapita di fronte a quel fremito d'ali.
Ma che rapita, ma che platea! La sua vita stava andando in malora e quello sfarfallava nella sua pancia. Ah, si capiva proprio che era solo un grumo di cellule senza cervello. Cosa ci fosse da festeggiare proprio non lo capiva. Un piccolo bastardo grumo di cellule depositato lì per caso. Si rimise sul fianco, decisa a restarci per fargli dispetto. Si ranocchiò sul fianco destro e, tenendosi strette le gambe, ripiegate con le mani, in posizione fetale. Il pensiero la colpì quasi con violenza. Dunque, anche lei era stata un feto, un piccolo grumo di cellule nell'utero di sua madre. E di sicuro aveva sfarfallato, facendo fiorire sul volto di sua madre quel meraviglioso sorriso che rischiarava il mondo. Subito quel sorriso fu lì con lei, a illuminare la stanza. Quel sorriso di denti bianchi, perfetti, collegato a filo doppio con l'anima. In quel sorriso stava tutta sua madre. D'improvviso prese una decisione. Ecco cosa avrebbe fatto. Avrebbe telefonato a sua madre, spezzando quel silenzio che durava da anni. Quel silenzio che lei stessa aveva imposto, temendo che sarebbe potuta tornare sui suoi passi. Sua madre non aveva mai approvato il suo rapporto con Stefano, ma l'aveva fatto come era sua consuetudine, con impercettibili silenzi, appena più lunghi del dovuto. Sapeva leggere tra le righe sua madre e aveva capito subito che in quel ragazzo alto, vigoroso, alla mano fino a essere sfrontato, c'era qualche cosa che non andava. L'aveva capito da come prendeva possesso di lei, mettendole una mano sulle spalle come per definire una proprietà, troncando troppo spesso i suoi discorsi e gestendo da padrone il suo tempo, la sua vita. Lei s'era innamorata senza sé, non aveva visto nulla di tutto ciò, sempre pronta a giustificarlo, a capirlo, grata per essere l'oggetto del suo desiderio. E poi non avrebbe mai dato retta a sua madre, avrebbe riso dei suoi timori, delle sue visioni, della sua troppa prudenza. Perciò, quando erano iniziate le prime liti con Stefano, quando erano volate le prime parole forti, violente come schiaffi, seguite poi da schiaffi veri, secchi, senza rimorso, per culminare in pugni e calci, vere e proprie aggressioni. Non se l'era sentita di ricorrere a sua madre. Certo, lei non avrebbe recriminato, si sarebbe limitata a spalancare le braccia e accendere il suo sorriso. Ma era lei che si sarebbe sentita sconfitta, incapace di affrontare tutto quell'amore al quale aveva rinunciato. Ma ora era diverso. Anche lei, seppur di sua deliberata volontà, era ora una madre. Cosa avrebbe fatto del suo futuro? Di certo ora non lo sapeva, non ci voleva nemmeno pensare. Una cosa però sapeva con certezza. Sua madre avrebbe saputo come far volare nell'azzurro la sua farfalla. Piano piano, con movimenti lenti ma decisi, si sollevò dal tappeto, si avvicinò al telefono che stava sopra il tavolino del salotto, sollevò la cornetta e compose il numero.